Aquilè di Enrico Fruc, contadin, che tu aris la tiare di Aquilè, ferme i bus un moment, sotto il chiamp che la warzineare, sotto la man che semene il forment, tal soreli e tal ombre del nul, e una impronte di Rome, e la storie e la glorie del nestri Friul. Il professor Ottavio Valerio, per la sua opera di lunghi anni a favore della gioventù, per la vita dedicata ai figli del Friuli sparsi per il mondo intero, ai quali si è rivolto sempre con generosità paterna e friulana saggezza. Godo questa sera nel vedere nella semplicità del modo, nella modestia. Se fosse qui Riedo Puppo, che normalmente come Domenico Zanier sanno toccare in profondità quello che è lo spirito genuino, lo spirito schietto della nostra gente. Non c'è bisogno di grandi forme oratoriali per dire che cosa significa trovarci assieme. Alla comunità, gli scriveristi del mondo. Ecco amici, giovani, siete arrivati per questo. Dolce questa preghiera. È l'autore di Ave Vergine o Saluti, che l'abbiamo cantata noi per la prima volta il 13 maggio 1935 su Avanto Taglia. Che va bene di voi. Devo dichiarare che è l'angolo più bello che abbia visto in casa, che per me è tutta bella. Osin casu di Gnuf, dopo 29 anni, a ricordare che stiarami, che scantor dal Friuli. Alla dite che è una commemorazione che si deve fare. No. Cui va via, cui torna a casa, e cui reste sempre calmo. Ma in tal cur vindugne flamme, che nessun può distudare. L'amor penestre chiare, che non sarti in fondo al cur, che perduta non scompagna, sempre vive, sin che si muore.